Oggi vogliamo vedere e provare una macchina speciale. Speciale perché ha alcune caratteristiche che le altre macchine non hanno, cioè la compattezza, ma soprattutto l'aspetto che ha un trincia per fare lavori estremi, pur essendo una macchina molto compatta, sui 300 kg. Ho invitato qui Edoardo dell'Auberto, che si è prestato a fare delle prove sia in piano che in pendenza. Vedremo come va la macchina, vi spiegheremo un po' di caratteristiche principali, ma soprattutto è importante che voi capiate fino a dove la macchina può arrivare. I punti di forza, secondo me, di questo mezzo è la riduzione di peso, cioè il poco peso unito alla grande potenza, quindi è in grado di fare ciò che fa una macchina grande avendo poco peso, poca struttura e quindi essendo una macchina molto agile. Può essere caricata molto bene su dei rimorchi, su dei camion a portata limitata e quindi è alla portata di più utenti. 330 kg di macchina tedesca. Questo qui è il modello 4x4, la versione 2 ruote motrici è uguale, solo la trasmissione posteriore. Idrostatica, più pigio la leva, più vado veloce, stessa cosa indietro. Il comando è solamente manuale o c'è anche a piede? Manuale. Solo manuale. Per la sicurezza dell'operatore, perché tu devi avere sempre la mano sull'avanzamento. In posizione 0, neutra così, hai il freno idrostatico più 2 freni meccanici sulle ruote posteriori. Trincia flottante, quindi non è fisso. Quando vado a fare scarpate o terreni non tutti uniforme, si livella in base al terreno. Regolazione dell'altezza, 7 posizioni di taglio. Baricentro bassissimo, motore è qua, quindi tutto il peso ce l'hai a questa altezza, tutto il peso ce l'hai qua. Possibilità di avere sia la gommatura così che profilo tractor. Sì. E il motore da quanti cavalli è? 23. Un motore a benzina? Benzina. È un bicilindrico? Bicilindrico, AV, quindi il motore nuovo, quello della Brix AV, quindi è basso. Raggio di sterzata, giri praticamente quasi su te stesso, anche essendo 4x4 ha questo raggio di sterzata, tutto idrostatico, bloccaggio differenziale col piede sinistro, sì. Freno antipanico, piede destro. Freno antipanico cosa vuol dire? Che se io sto viaggiando, premo, me lo riporta a zero. Non è un freno per frenare la macchina, è un freno di emergenza, si stoppa la macchina, si ferma. La larghezza del trincia quanto è? 1 metro. 1 metro esatto. Inserimento rame, regolazione dell'altezza di taglio, acceleratore, quando si taglia sempre al massimo, e avanzamento. La macchina, anche rispetto a quello che c'è in giro, a quello che può essere il mercato della concorrenza, per cosa si distingue questa macchina? Piatto flottante, io taglio, sono tipo in questo caso in pendenza, non vado mai a girare sul piatto con la mano, ma il piatto si adatta al terreno. Ok, quindi questo non è da poco. Non è da poco. Il peso, raggio di sterzata, sì, e la velocità di lavoro. La macchina non ha un particolare in plastica, tranne il serbatoio che per legge deve essere in plastica, è tutta in acciaio. Telaio, tutto un pezzo unico, un tubolare unico. Questa macchina qui è una macchina nuova, è una macchina che è già inserita da anni sul mercato. Ma i grossi numeri dove sono stati fatti fino adesso, dove è stata inserita principalmente? Piemonte, Toscana, Emilia Romagna e Veneto. Sì. E a livello europeo stiamo parlando? Paesi nordici. Quindi nei paesi nordici c'è già da molti anni questa macchina. Molti anni. E quindi diciamo che questa tecnologia, che è già una tecnologia matura perché questo tipo di progetto esiste da anni, per noi è relativamente nuova, ma nei paesi del nord Europa è già inserita da anni con molto successo. Quindi andiamo a raccogliere i frutti diciamo di un collaudo già fatto, se così vogliamo dire. Giusto, Edoardo? Esatto. Bene, a questo punto proviamo la macchina e poi tirate le vostre somme. Ciao a tutti. Ciao.
Un altro aspetto importante da sottolineare è che è equipaggiata con un motore con lubrificazione forzata. Significa che anche nel caso in cui ci sia una prolungata posizione in pendenza del motore, l'olio viene mandato anche nelle parti dove deve solitamente essere lubrificato se fosse in posizione orizzontale. Quindi è un punto molto importante per capire che la macchina può fare anche dei prolungati tratti in pendenza senza avere difficoltà. Qui ho voluto capire la macchina quale può essere il limite, quindi qui c'è una ceppaia che è ricacciato e ci sono tutti i rami vecchi tagliati, probabilmente con una roncola, con qualcosa che li ha mantenute integri, li hanno solo coricati, per cui la macchina in pendenza in salita abbiamo provato a tagliare questi qui, avete visto come si è comportata, ha trovato una piccola difficoltà ma poi riproponendo lo stesso percorso ce l'ha fatta tranquillamente, quindi a sto punto possiamo solo dire che siamo sorpresi anche noi. Chiaramente se avete bisogno di maggiori informazioni e volete un attimo capire in maniera migliore la macchina o avere qualche riscontro, non abbiate problemi, contattateci.